Inaugurata questa mattina la nuova fermata ferroviaria Venezia Mestre Gazzera, in pochi mesi dovrebbe essere pronta anche via Olimpia. La regione è stato un lavoro lungo, ma ce l'abbiamo fatta. Giornata della memoria, 80 anni fa l'apertura dei cancelli di Auschwitz, cerimonia al ghetto di Venezia, il monito del presidente della comunità ebraica, combattere propaganda e retorica. Arrestato il ladro seriale di Dorsoduro, da tempo colpisce abitazioni ed esercizi commerciali della zona, lo chiamano Arsenio Dupin o Cavalletta. Gli agenti delle volanti hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino straniero trovato con un panetto di cocaina da 1 chilo nascosto nell'auto. L'uomo era incensurato. Durante un blitz per mettere in sicurezza la zona di via Sernaglia a fianco del Teatro Momo, sbandati e tossicodipendenti hanno minacciato i giardinieri impegnati nella rimozione dei cespugli. Basket, vittoria per l'Umana Reyer femminile a Cinisello Balsamo sulle avversarie del Geas. Ora ci sarà uno stop di 3 settimane. 2 fratelli e una caccia al tesoro tutta da ridere che diventa occasione per scoprire i luoghi del Veneto. Da venerdì alle 20:10 su Antenna 3 la nuova sitcom targata Igor Barbazza e Davide Stefanato. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3, tanti davvero i fatti di cui dobbiamo darvi conto in questa edizione veneziana dei nostri telegiornali. Prima però, come ogni lunedì sera, il sondaggio di Ring che torna puntuale alle 21 sulla nostra emittente, un sondaggio che affonda sul dibattito relativo alle prossime elezioni regionali in Veneto, con lo strappo che aleggia nel centrodestra. Come sapete, spunta l'ipotesi di una lista di sindaci, anche civici, a supporto di Luca Zaia della Lega. A guidarla potrebbe essere il sindaco di Treviso Mario Conte. Vi chiediamo, è un'idea vincente? Se sì, il numero è quello in verde, 0422 1626 691, se no non è un'idea vincente, 0422 1626 690. La chiamata come sempre è gratuita, l'esito questa sera a Ring. Partiamo dunque con la cronaca e l'attualità dal veneziano su tutte le opere pubbliche, perché questa mattina è stata presentata la nuova fermata ferroviaria Venezia Mestre Gazzera e in pochi mesi dovrebbe essere pronta anche via Olimpia. La nuova stazione ferroviaria di Mestre Gazzera sulla linea Venezia-Udine è entrata in funzione. Un'opera realizzata da RFI e dalla Regione Veneto che si attendeva da tempo e che dopo un lungo iter iniziato nel 2007 ha vissuto diverse fasi non sempre facili, fino alle più recenti in collaborazione proprio tra RFI, Regione, Comune e Veneto Strade. Al taglio del nastro presente anche il governatore Zaia. Se noi riusciamo ad integrare sempre di più la possibilità di poter accedere al trasporto ferroviario con la domanda che ci può essere in determinate zone, perché alla fine certi investimenti vanno fatti dove ci può essere una domanda importante. Nel centro di Mestre sicuramente sono convinta che questa fermata risponderà molto bene. Tutti gli investimenti che stiamo facendo sul ferro li stiamo facendo per cercare di, dove è possibile, far capire alle persone che il trasporto ferroviario è un'ottima alternativa al mezzo privato. Il progetto rientra nel più ampio nodo della Gazzera, che prevede anche la nuova viabilità stradale tra Zelarino e Gazzera. Consiste in 2 banchine da 330 metri, un sottopasso di 50 metri che collega via Montagnola con via Trento, 3 ascensori e dei corpi scale, e questo parcheggio che vedete di oltre 200 posti auto. È una metropolitana di superficie, fra virgolette, lenta, che però può collegherà Venezia, Padova, Mestre, Treviso e tutti quanti il bacino attorno, per cui fino a Bassano, Castelfranco, fino a Portogruaro, e io insisto che bisogna portare una linea anche a Chioggia. Credo sia un'operazione da spingere, da fare. Abbiamo insistito e continuiamo a insistere perché venga aperta anche via Olimpia qua vicino, penso prima dell'estate dovrebbe partire. Qui adesso verrà aperta la strada, tra l'altro sono treni efficienti, in futuro sono ancora più belli, dove c'è il wifi, dove uno si siede, sta tranquillo, legge un libro, ci metti un po' però sei in sicurezza. Pensate anche tanto il popolo del divertimento, il popolo della notte, cioè uno può tranquillamente poi sta tranquillo, si possono caricare anche le biciclette. Io ho in mente questa idea di scambiatore, di movimento lento, che è il futuro, questo qua. L'investimento complessivo per le fermate è di oltre 9 milioni di euro, con un contributo regionale di quasi 5 milioni.
La giornata della memoria, le celebrazioni principali in Veneto, a Venezia, al ghetto dove la comunità ebraica ha ricordato le oltre 200 vittime che persero la vita nei campi di sterminio. Dei 254 ebrei deportati da Venezia, solo 8 sopravvissero ai campi di concentramento. La prima vittima però fu proprio qui. Nel settembre del 1943 il presidente della comunità ebraica Giuseppe Ion si tolse la vita per non collaborare con i nazifascisti. Arresti e deportazioni continuarono poi fino ai primi mesi del 1945. Dal campo di ghetto sono stati portati via anche i miei, quindi per me è come se fosse un cimitero, diciamo così, allo stesso tempo è la bellezza del campo di ghetto con tutta la sua storia, che io non riesco a dimenticare ovviamente, ma la sua storia quasi finisce lì, diciamo così. C'è stato uno sterminio della comunità ebraica. Da 20 anni la giornata della memoria commemora le vittime dell'Olocausto ogni 27 gennaio, data della liberazione nel 1945 del campo di sterminio di Auschwitz. La responsabilità sociale di tutta la comunità italiana, della comunità europea, visto considerato che sono stati scientificamente sterminati e ammazzati, assassinati 6 milioni di ebrei nei campi di concentramento. Quindi il negazionismo e il fatto di pensare che questa giornata sia solo un ricordo distante di qualcosa che non ha più senso, decisamente no. Siamo qui per parlare di una ferita che è ancora viva in Italia e in Europa. Combattere il negazionismo di un fatto storico appurato è il primo impegno rinnovato anche oggi da tutte le forze politiche. Ci sono delle cose che sono aberranti come quelle che abbiamo visto in questi giorni, dove si accusa l'ebreo anche su fatti che non esistono nemmeno, quindi è certamente una cosa, su questo dobbiamo avere noi la capacità di avvicinarci all'informazione e renderla sempre più chiara, e quindi le fake news, come vengono chiamate, devono essere cancellate definitivamente. Al di là delle legittime opinioni sulla vicenda, il conflitto sulla striscia di Gaza ha ulteriormente riattizzato focolai di antisemitismo che, come il negazionismo, secondo Dario Calimani, quando non sono in aperta malafede si basano spesso sull'ignoranza. Confondono gli ebrei con gli israeliani, con gli israeliti. La gente non sa neanche il linguaggio che usa. Allora io dico, studiamo, e lo dico anche a me stesso, studiamo, prima di parlare studiamo, e poi cerchiamo di non spargere odio, di non scendere in trincea. Cerchiamo di creare dialogo, e lo dico in un momento in cui mi rendo conto che è solo guerra il mondo. Però proprio per questo vogliamo aumentarla. La cronaca: è stato arrestato dopo una lunga serie di furti o tentati furti in abitazioni e esercizi commerciali, soprattutto nella zona di Dorsoduro. Lo chiamano Arsenio Lupin o Cavalletta, ed è un ladro seriale attivo prevalentemente tra San Barnaba e Santa Marta. È finito in manette dopo mesi di intensa attività. Case, con o senza i residenti dentro, negozi, bar, ristoranti, iniziavano a non contarsi più i furti o i tentativi di furto di un ladro seriale di Dorsoduro in abitazioni ed esercizi commerciali di un'area che va da San Barnaba a Santa Marta, con digressioni a Santa Margherita e San Rocco. Qui più o meno tutti lo conoscono e lo riconoscono, magari dalle immagini di videosorveglianza che lo riprendono all'opera. Alcuni hanno preso a chiamarlo Arsenio Lupin per via di un tatuaggio, non perché condivida molto con le imprese del personaggio letterario. Quante volte è venuto Arsenio Lupin? Arsenio Lupin è venuto 2 volte. Cosa ha fatto? Ha scavalcato quel cancello ed è entrato dalla finestra, è venuto a rubare praticamente mance, fondo cassa e un tablet una volta. È successo di notte oppure era aperto? Sempre di notte, sempre di notte. Come fate a sapere che era lui? Perché abbiamo le telecamere. E si sa benissimo chi è, insomma, è un abitué qua del Sestiere. Sì, noi lo conosciamo, diciamo che abbiamo quasi giocato a calcio da piccoli, quindi meno male ci conosciamo di vista. Veniva a mangiare qui una volta e niente, purtroppo è un abitué, dai, diciamo, sì, è un ragazzo della zona. Ma lei gliel'ha detto perché continui a venirmi? Spero di non vederlo mai. Da Calelunga a San Barnaba ci spostiamo a Santa Marta. Qui Arsenio Lupin è più conosciuto col soprannome di Cavalletta per la sua abilità nell'arrampicarsi, se non addirittura conosciuto per nome di battesimo. Di mattina arriviamo e vediamo il vetro danneggiato, spaccato. Qualcuno si vedeva che con un cacciavite ha tentato di spaccare il vetro e poterci entrare, che comunque è impossibile, non ha fatto altro che danni. A lei è successo qualcosa anche a casa? Era estate, quindi gli scuri chiusi ma la finestra aperta giusto che arieggiasse la casa. Sento uno scricchio verso le 5 di mattina. Mi alzo, vedo un telefono che
perché comunque sono un piano rialzato, uno non può vedere. Questo qua avrà visto le altre finestre, non c'era nessuno, quindi voleva anche accertarsi che qualcuno non ci fosse nemmeno in quella stanza in cui dormo. E lì cosa è successo quando ha visto il telefono? Ho urlato, cosa stai facendo? Sono uscito e è già sparito. Tra chi era stato visitato più di una volta, qualcuno aveva persino finito con l'appendere un cartello rivolto direttamente ad Arsenio Lupin o Cavalletta che dir si voglia, perché non provocasse altri danni. Intanto in terraferma è stato arrestato uno straniero incensurato mentre trasportava 1 chilogrammo di cocaina in auto. L'operazione è da parte della Polizia di Stato. La Polizia di Stato di Venezia ha arrestato un cittadino straniero colto in flagrante con 1 chilo di cocaina. Gli agenti della volante della Questura di Venezia avevano appena iniziato il loro turno quando hanno deciso di fermare un'autovettura nei pressi di Venezia Zelarino. Il conducente, un uomo senza precedenti, ha attirato la loro attenzione a causa dell'agitazione dopo alcune domande. L'attenzione si è dunque spostata in un minuzioso controllo che ha portato alla scoperta di un panetto di cocaina del peso di 1 chilogrammo e del valore di circa 100.000 euro nascosto in una borsetta sotto ad un sedile. L'uomo è stato quindi arrestato con l'accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e portato alla casa circondariale di Venezia Santa Maria Maggiore. Ancora i temi della sicurezza durante un blitz per mettere al riparo la zona di via Sernaglia a fianco del teatro Momo. Sbandati e tossicodipendenti hanno minacciato i giardinieri impegnati nella rimozione dei cespugli. Praticamente sono stati un po' minacciati da chi frequentava il luogo prima. In effetti hanno trovato fra le siepi più di 1 centinaio di siringhe. Sbandati senza fissa dimora e drogati colti di sorpresa dal blitz per mettere in sicurezza la zona di via Sernaglia a fianco del teatro Momo hanno minacciato i giardinieri impegnati nella rimozione dei cespugli. Minacce rientrate dopo un po' di tempo solo perché gli operai della cooperativa al lavoro erano almeno una decina. Qui le siepi fungevano ormai da trincee per bivacchi di tossicodipendenti e pusher che sostavano a tutte le ore sui gradini laterali del teatro nei pressi dell'ingresso degli uffici della municipalità. Alle volte si poteva trovare qualcuno dormire indisturbato o svenuto a terra per vino e droga. Ad essere preoccupati da tempo della situazione, oltre alla tanta gente di passaggio, anche residenti e lavoratori. Ci sono tanti ditte che vengono a lavorare al teatro, non riescono neanche a entrare, hanno paura. Facevano da scudo, da barriera e all'interno si nascondevano dosi, se non persone ed altro. E siamo intervenuti portando una potatura importante, dando diciamo così una visibilità maggiore, ma soprattutto adesso in un secondo passo arriveremo anche a chiudere le scalinate di accesso dove le persone si stabilizzavano e stavano praticamente ad occupare durante tutte le ore della giornata e della notte. La municipalità ora sta considerando altre zone di via Piave da riqualificare anche con una migliore illuminazione. Grazie a questa soluzione il degrado è diminuito. Il degrado è diminuito, la gente passa e può vedere tranquillamente, sicché penso che la zona verrà un po' alla volta bonificata. Adesso cambierà la situazione? Sì, cambia tanto. Caos lungo la tangenziale di Mestre all'altezza dell'uscita miranese per un maxi tamponamento tra 7 auto avvenuto poco dopo le 8 del mattino. Una persona è rimasta lievemente ferita. L'incidente è avvenuto all'interno di una coda provocata da un precedente scontro tra un mezzo pesante e un'auto. Si sono registrati 5 km di coda tra lo svincolo di Mira Oriago ed uscita miranese e si transitava su una corsia di marcia. La situazione è tornata alla normalità dopo circa 2 ore.
E si è conclusa con l'archiviazione dopo oltre 4 mesi l'odissea che vi abbiamo raccontato più volte di Saverio Amato, il bagnino balzato agli onori delle cronache per essere stato multato con 1.032 euro dopo un salvataggio eseguito alla perfezione, ma solo per non aver contestualmente avvisato la Guardia Costiera. Amato, sollevato dalla notizia, resta però amareggiato, tant'è che non ha ancora deciso se quest'estate lavorerà come bagnino. Nelle immagini che vedete proprio Saverio Amato. Lo sport, il basket, vittoria per l'Umana Reyer femminile a Cinisello Balsamo sulle avversarie del Geas. Ora ci sarà uno stop di 3 settimane. Una vittoria netta con la dominazione nel primo quarto. Le ragazze di coach Mazzona hanno battuto le avversarie del Geas nella 15ª giornata di Serie A1 di basket femminile con il risultato finale di 59-88. Abbiamo indirizzato la partita nel modo giusto anche, e dobbiamo riconoscerlo, siamo stati anche fortunati oggi che chiaramente mancavano delle giocatrici al Geas e quindi è ovvio che la mancanza di alcune di loro ci ha indubbiamente agevolato il compito, anche se noi abbiamo iniziato il primo quarto in maniera seria, determinata, soprattutto difensivamente. La partita è stata indirizzata fin dai primi minuti con il primo quarto chiuso a favore delle veneziane. L'impatto oro-granata è stato decisivo con un gioco fluido e una difesa impenetrabile che hanno messo da subito in difficoltà le avversarie. Ora ci saranno 3 settimane di stop. Sia noi che Schio che le squadre che hanno molte nazionali si andrà a giocare molto alla cieca quel tipo di torneo, è chiaro, ci proviamo, però siamo anche sereni. L'importante è portare avanti un lavoro tecnico che stiamo facendo e credere in questo tipo di lavoro. Mi aspetto che alcune facciano dei miglioramenti fisici, ho chiaramente aspettative diverse su alcune giocatrici e speriamo che si mettano al pari con le altre. Parliamo di noi e della nostra programmazione, parliamo di una nuova sitcom targata Igor Barbazza e Davide Stefanato, una caccia al tesoro che unisce 2 fratelli in onda per 4 puntate a partire da questo venerdì dalle 20:10. Passo a prenderti tra un'ora. Penso che il biroccio non monterò mai. In che senso Fradei Corona? Fradei Corona, uno Semos, l'altro Muna. Bruno e Biagio di Cancellazione Gratuita diventano Zeno e Pietro di Una Buona Giornata. La nuova sitcom in onda su Antenna 3 a partire da venerdì. Una mappa lasciata in eredità dal nonno riunisce 2 fratelli che insieme partono tra mari, monti e colline alla ricerca del tesoro. Ma cosa sei? Non si capisce niente. Dove dobbiamo andare? Tu vai di là e io vado qua. Sai cosa penso? Che a questa eredità ci tengo più io di te. Diversi ma uniti dall'affetto e dalle intenzioni, un viaggio che li avvicinerà ancora di più nel cuore, aiutandoli a conoscersi. Sai che ti dico? Che oggi è stata una buona giornata. Attraverso i luoghi del nostro Veneto si snodano le peripezie di Pietro e Zeno per la nuova produzione targata Restera Produzioni. Il desiderio grande è quello di portare la fiction nel nostro territorio veneto. Per far questo abbiamo iniziato con delle piccole cose. L'idea di portare la fiction qua significa creare un piccolo polo di produzione e dare spazio anche ai ragazzi che noi abbiamo nella nostra accademia, con le dovute proporzioni, ci mancherebbe, che hanno voglia di studiare sì, ma anche di testare sul campo le loro qualità, le loro abilità, e noi oggi questo lo stiamo facendo, cioè stiamo portando tanti ragazzi all'interno dei nostri set. Una comicità che non poggia su stereotipi né si alimenta di volgarità, un racconto vivace e divertente dove il viaggio è anche interiore. Il nostro umorismo è un umorismo popolare, lo chiamiamo pop, nel senso che è popolare. A noi piace far divertire in maniera trasversale, dal bambino all'adulto, all'anziano, e ci piace moltissimo il processo di riconoscimento delle persone anche nei confronti del proprio territorio. Noi, molti dei nostri spettacoli, non tutti, ma molti dei nostri spettacoli virano verso il Veneto, perché ci piace il fatto che anche la lingua veneta venga valorizzata. Il pubblico si sta affezionando a Igor e Davide, che di conseguenza vanno in scena portando Cancellazione Gratuita prima, Una Buona Giornata oggi, e poi vediamo in futuro, che la volontà è quella comunque di proseguire, di continuare magari con una seconda serie, come insegnano i mostri sacri. È stata una buona giornata. Una buona giornata. È tutto da Venezia, subito dopo la sigla c'è il meteo. Buona serata.